stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Allora, era un po' che non ci si vedeva, ma ero in ferie ed è giusto che quando sei in ferie me ne sono fatto con la mia famiglia. Allora, però volevo fare un solo video per lo splendido posto dove sono stato, dove siamo stati già l'anno scorso. Siamo tornati a casa e ora vi faccio vedere ed è un video, insomma, faccio conoscere un po' l'area sosta perché merita. Quando torni qua è come tornare a casa tua, sicché merita tanto. Ora vi faccio vedere. Allora, quest'anno si chiama Sosta Camping Torre di Bari. Questo è l'ingresso. Ok, arrivate praticamente dall'infondo dove c'è l'ingresso di Torre di Bari. Vedete, venendo da Barisardo. Poi qui c'è il cancello, vedete quel camper, cancello di entrata, un carico e scarico direttamente qui, acqua potabile e non potabile, tutta la raccolta differenziata. Poi si gira, faccio vedere un po' sopra per eliminare le targhe, chioschetto d'ingresso dove c'è Sabri. Sto facendo il video. Ma se ti giro non ci si vede. Sabri? Di un po' chi sei, dici chi sei, dici chi sei. Come no. Sabri è la mamma di quest'area sosta. Vero? Ma dov'è Eleonora? Eleonora è da Laura. Eleonora è andata di Laura, ve lo faccio vedere. Vi presento Vitale. Continuo a farvi vedere l'area sosta. Allora. Girati, allora questo è lo Iastra, perché noi qui ci troviamo qui, ok? Questa è tutta la zona dello Iastra, guardate la zona d'ombra che c'ha, sono 58 piazzole, qui c'è tutti gli alberi, qui c'è dove sta Sabrina, quest'anno sono cresciuti ancora e man mano cresceranno sempre di più. Ora andiamo nella zona barbecue, vi faccio vedere. Allora, stavo salutando un po' gli amici. Qui abbiamo dei signori, guarda che non si vede le targhe, che stanno praticamente tutta la stagione, sono formidabili. C'è la zona barbecue, ora non ci andiamo direttamente che c'è gente, però stanno cucinando. Lì è dove Vitale fa il maialino, eccolo lì, faccio vedere. Questo è il mega camino. Comincia a fumare, vedi? Li fanno dopo? No. No. Non è... Sì, so che amico sardo lo facciamo quando parte. Boh, ormai sto in sardo da tutte le parti. Tutta la zona barbecue. Sera. Eccola qua. Qui dove si fa le porzioni del maialino e qui c'è tutta la zona barbecue. Ragazzi, beccatevi questo, vai. Tanto so che mi manderete a fanculo, lo so di già. Occhio che da noi si dice esattamente. Guardate chi c'è, il nostro Fabio. Allora, poi zone lavapiatti. Qui c'è spiegata tutta la raccolta differenziata in tutte le lingue,
ma qualcuno nemmeno una sua lingua lo capisce. Poi bagni con docce, e da qui faccio vedere, c'è ancora piazzole su piazzole. Lo spazio, considerate che al momento una piazzola è tutta questa, ok? Ci sono piazzole da 9 metri e da 12 se non mi sbaglio. Ecco Vitale, dicevo, qui c'è Vitale, ma di qua c'è l'accesso al mare, la stradina è nuova, e andando in fondo da questa parte girate a sinistra, destra, siete alla torre. Qui c'è la doccetta per gli animali, qui dietro, e qui c'è acqua potabile e non potabile sempre. Qui ci sono le piazzole che sono 12 metri, e vi faccio vedere dove è Bergen. E qua c'è tutte le piazzole. E Bergen, eccolo lì. Lì c'è le docce. Lì c'è la signora che vende la frutta. Ci da lontano perché c'è la mia figliola che urla. Insomma, qui c'è Bergen con carico e scarico all'inizio. C'è la corrente e zone d'ombra proprio. Qui c'è tutti l'eucalipto, eccoli qua. Lì c'è un boxerino, qui c'è docce, bagno uomini e donne. Ecco Kira, e qui abbiamo l'area parco giochi per i bambini. E da quest'anno c'è praticamente la copertura e il bar, e poi faranno insomma la tipo ristoro. Insomma ragazzi, che vi devo dire, cioè non c'ho parole per dire di quest'area sosta e dei proprietari, sicché nulla. Se venite in Sardegna dovete fare tappa obbligatoria qua, e mi darete ragione nei commenti. C'è qualcuno che c'è già stato. Devo ringraziare Fabio Ledda che è venuto a trovarmi, ho fatto il weekend insieme. Però qui c'è il relax, c'è la pace, c'è il senso di famiglia, di tutto, sicché venite qua e state sicuro state benissimo. Ragazzi, io vi saluto, vado a salutare tutti perché sono in partenza. E niente, ci vediamo col prossimo video. Vi metto giù nei commenti comunque il numero dell'area sosta, potete chiamare Vitale, Sabrina, o se no le figlie che sono Martina e Eleonora, e niente, troverete sicuramente gentilezza, tutto quello che un turista può trovare qui in Sardegna, lo trovate qui direttamente. E se volete il maialetto lo chiedete e sicuramente sarete accontentati. Ecco Sabri. Ciao ragazzi.